In origine era un albergo, poi trasformato in casa di cura, una struttura confiscata alla mafia nelle mani di un prestanome del boss Bernardo Provenzano. Villa Santa Teresa di Bagheria diventa ora un centro di eccellenza per la sanità siciliana. Qui viene ospitato un grande istituto di rilevanza europea, lo IOR Rizzoli, eccellente nell'ortopedia, il quale deve garantirci la stessa qualità di prestazioni, ma soprattutto deve trasfondere nei medici, negli specializzandi, nei medici, negli operatori dell'ortopedia siciliana quella competenza, quel know-how che in decenni ha acquisito e che deve radicarsi in Sicilia. Una realtà che ha preso forma oggi con la firma di un protocollo d'intesa tra la regione siciliana e la regione Emilia-Romagna e in un momento in cui tornano a spirare i venti di secessione, questo accordo assume un significato particolare, come sottolinea il governatore Vasco Errani. Quest'anno è l'anno del 150° dell'Unità d'Italia. Noi dobbiamo rilanciare un'idea nazionale, di identità nazionale. Questo accordo dimostra che la cooperazione istituzionale può fare e dare un contributo in questo senso, che credo sia il primo compito che chi ha responsabilità istituzionale deve saper portare avanti. Villa Santa Teresa entrerà in funzione nelle sue nuove vesti a partire dal prossimo 1° febbraio, il tempo necessario per adeguare la struttura a spese della regione siciliana alle esigenze operative dello IOR. A lavori ultimati, il Dipartimento Ortopedico disporrà di 84 posti letto, 3 sale operatori e 5 ambulatori per le visite specialistiche. Per l'assessore alla sanità Massimo Russo un importante traguardo quello raggiunto per ridurre la mobilità. C'è una logica all'interno dell'accordo, è quella di impedire la mobilità trattenendo qui i nostri cittadini e facendo crescere il nostro sistema. E la firma della convenzione di oggi, la certificazione, osserva l'assessore Russo, che l'operato del governo lombardo è credibile e viene apprezzato. Certo, per sottoscrivere dei patti ci vogliono degli interlocutori credibili e affidabili e noi per questo oggi li sottoscriviamo.